E dopo la protesta dei profughi contro il mancato arrivo da Roma della Diaria, prende posizione anche il titolare dell'hotel Parè di Conegliano, responsabile anche della struttura di Susegana che vedete nelle immagini. Gli ospiti hanno rovesciato per terra piatti ed avanzi ed hanno messo a soqquadro le camere. In realtà il personale dell'hotel si adopera quotidianamente per cercare di mantenere pulita la struttura, in ciò ostacolato dall'atteggiamento dei profughi che restano tutto il giorno nelle camere a dormire e bivaccare e rimettendo subito le stanze in disordine. L'albergatore Pietro Zolin precisa inoltre che il pasto di mezzogiorno avviene presso la mensa della ristorazione SRL di Susegana e la stessa società fornisce ogni giorno il pasto serale che viene servito caldo presso l'hotel ed è quindi impossibile che vengano serviti cibi avariati. Se poi gli ospiti per finalità tutte le ore si portano pane e latte nelle camere fino al loro deterioramento, ciò non può essere attribuito alla gestione della struttura. Quanto alle condizioni igieniche, conclude il proprietario, le autorità competenti passano frequentemente ad ispezionare gli alloggi e mai hanno verbalizzato alcuna infrazione.